Va relativamente bene perché rispetto ai 50 tagli del Veneto, di uffici postali nel Veneto, i 4 nel Bellunese sono un numero relativamente limitato. Poteva andare peggio e lo dicono i numeri. 4 uffici chiusi, Bolzano Bellunese, Candide, Meano e Gosaldo, sugli oltre 100 attivi in provincia. 4 sulle 50 chiusure in Veneto, 500 in Italia. La logica dei numeri avrebbe potuto penalizzare di più il territorio bellunese, ma c'è poco da gioire. Limitare i danni adesso non significa avere garanzie per il futuro. Non deve tranquillizzarci perché il futuro potrebbe essere meno roseo, nel senso che il direttore ha affermato chiaramente, il direttore del Nord-Est intendo, ha affermato chiaramente che o gli uffici postali si trasformano, diventano degli sportelli multiservizio, si inventano una vocazione che al momento ancora non hanno ben individuato, oppure sono destinati pian pianino ad essere ridimensionati. Solo una decisione del governo potrebbe rivedere i tagli e salvare, oggi come domani, gli uffici postali. Per questo Toscani boccia la proposta lanciata sabato scorso dal comitato di Bolzano Bellunese di una protesta davanti alla sede provinciale di Poste Italiane che coinvolga sindaci, parlamentari e consiglieri regionali. La protesta sarebbe o sarà tanto legittima quanto inutile, nel senso che non modificherà le cose. Se ci sarà invece una proposta collettiva ci sarò sicuramente. La partita è dunque politica. Siamo usciti meno penalizzati degli altri perché siamo riusciti a far pesare la dispersione territoriale tipica delle nostre zone, spiega Toscani, che assicura l'impegno sul tema della regione, come già fatto dalle vicine realtà. Può essere importante al pari del Friuli Venezia Giulia, che ha già sottoscritto un protocollo e sta già lavorando con Poste Italiane affinché questi uffici postali periferici con pochi utenti si trasformino alla fine in uffici polivalenti.